Eccoci, buongiorno da Padova. Io mi trovo nella centralissima Piazza dei Signori. Oggi qui è giorno di mercato, ma le persone sono davvero poche. E qui la crisi riguarda anche e soprattutto non soltanto il comparto sanitario, ma anche quello economico. Ci sono 115 imprese soltanto in provincia di Padova che hanno già chiesto accesso agli ammortizzatori sociali per circa 5.000 lavoratori. E poi parlavamo dell'emergenza sanitaria. I numeri aggiornati ci parlano di 543 casi positivi, 164 ricoverati, 41 di questi in terapia intensiva, ma ci sono anche 24 persone che sono state dimesse. Ieri è arrivato l'appello del governatore Zaia al ministro Speranza perché venga modificata la linea guida nazionale che vuole che i medici che sono venuti a contatto con casi positivi rimangano a casa. Ebbene, qui in Veneto sono 732, il governatore dice sostanzialmente che questo può causare un vero e proprio collasso sanitario. Per questo chiediamo che i medici sanitari, gli infermieri che sono risultati negativi ai tamponi possano tornare in corsia, naturalmente su base volontaria. Ricordiamo che domani riaprirà anche l'ospedale di Schiavonia, dove c'è stato il primo decesso da coronavirus in Italia. Per ora da Padova è tutto, a voi.